Ripercorrere la mia attività di scrittore non è semplice perché ormai è molto lunga. Sono vecchio, purtroppo. Ho cominciato a scrivere in questa stanza, chiuso a chiave perché non potesse entrare nessuno, non potessi essere disturbato. Ehm, Ho finito il primo libro e l'ho consegnato all'editore nel '70. Nel '70 uscì. Era un libro sul mio mondo, il mondo della civiltà contadina veneta, quindi una civiltà che ha il suo nucleo centrale tra Este, Montagnana, Legnago, Casale della Scodosia. Vivendo in questa campagna isolata, non solitaria, ma isolata, nel senso che non aveva alcun collegamento, pativa la solitudine, non la cercava. Mi sono riempito delle leggende, dei miti, dei riti, della cultura dei paesi, delle vicende dei paesi. Ed erano vicende grandiose, grandi eroismi, grandi tragedie. Questa civiltà era indicibile nelle scuole, era vergognosa, era turpe. Tutto ciò che sapevo delle campagne, dei campi di frumento, della mietitura delle stalle, del parto delle mucche, non era raccontabile per la città. Non potevo metterlo in un tema, squalificava il tema stesso. Finita l'università, finiti gli studi e cominciando a scrivere, io ho raccontato questa civiltà. Proprio ciò che era indicibile è diventato ciò che io ho voluto dire. I contadini non hanno capito i miei romanzi contadini, credevano che fossero oltraggiosi, umilianti per loro. Mio padre è venuto in questa casa con un notaio di Bologna e 2 testimoni del paese e mi ha diseredato. Si vergognava dei miei libri. Lui diceva: "Che senso ha, fare un bel libro descrivendo male, noi contadini? La vita di un uomo vale più di un libro. Il paese val più del premio Strega. Ritengo che questo sia giusto, che questo sia fondato." Ho trovato una forma di grandezza in questa autodifesa, però loro volevano essere raccontati in una maniera arcadica, bucolica, dolciastra. Che belli i fiumi, che dolce camminare per i campi, per i prati, che bello guardare gli operai al lavoro, sentire le massaie che cantano. Ma questa campagna non esisteva. La campagna era un luogo di una fatica disumana. Eran lavori bestiali, non terminavano mai. Era una vita faticosa, insomma, piena di feticismo. Il cosiddetto cattolicesimo della Campania era in realtà molto pagano, molto feticista. Tridui per la pioggia, per il secco, riti per i morti, contro il diavolo, grande presenza ossessiva e dominante da cacciare continuamente. Mi son domandato perché in questa campagna si sono svolte, queste lotte feroci che costituiscono quella che si chiama la resistenza contadina. Ho scritto a lungo su questi temi atroci. Una docente dell'Università di Potsdam, che aveva adottato i miei libri per fare il corso di letteratura italiana nella sua università, disse: "I miei studenti vogliono saperne di più. Cosa è successo? Cosa han fatto i tedeschi in Italia?" Ma vanno negli archivi dell'esercito e della magistratura, non si trova niente, non c'è più nulla. Tutto ciò che testimoniava queste cose è stato cancellato. Dice: "Non c'è più nulla, ci sono i suoi libri." Perché i miei libri, essendo letteratura, non rientrano nel campo della storia, e quindi vengono conservati e girano. Sono fiero di questo, di aver fatto giustizia per le mie campagne e per la mia civiltà contadina. Che cosa è avvenuto lì durante la Resistenza? Il Veneto non lo ricorda. L'entrata nel benessere è costata la morte della civiltà contadina. È morta una famiglia,
un'idea di padre, di madre, di figli, di obbedienza, di cultura, di Dio, di colpa. È morta una civiltà. Come ho detto in più di un articolo, l'acquisto del benessere è costato al Veneto la perdita di Cristo. Quello che mi piace nel rito di salvezza che ho raccontato e che si intitola Un altare per la madre è questo. È un libro cristiano, pensato e scritto dentro la civiltà cristiana. Una donna muore, la famiglia vuole che non muoia, vuole richiamarla in vita, inventa un rito di salvezza affinché il ricordo di questa donna duri per l'eternità. L'editore Gallimard, prima di farne la prima edizione, mi telefonò chiedendomi: noi vorremmo dedicare l'edizione francese a Roland Barthes, che era appena morto. Ci dà l'autorizzazione? Io dissi: mio onore. Dagli Stati Uniti arrivò la lettera di uno scrittore ebreo che disse: ho letto 4 pagine del suo libro ai funerali di mio padre che era un rabbino. Mi ha fatto molto piacere. La traduttrice rumena disse: mia figlia è morta in un incidente. Posso dedicare l'edizione rumena a mia figlia? Mi fa piacere. Quando il libro uscì presso un editore islamico integralista a Istanbul, fui chiamato a presentarlo. Se la facciamo parlare ai nostri studenti all'Università di Istanbul viene? Allora sono andato. E l'aula era piena. C'erano anche molte studentesse ricche che avevano il velo nero lunghissimo, di seta luccicante e molto costosa. Siccome una legge che risale ad Ataturk vieta simboli religiosi nei luoghi dello Stato, e le aule universitarie sono luoghi dello Stato, non possono entrare nelle aule velate. Allora sulla porta, io già seduto in cattedra le guardavo, si fermano un attimo, si levano questo velo, lo infagottano, lo tuffano nel borsone con un gesto rapido, dal borsone tiravano fuori una parrucca e indossavano la parrucca, perché ciò che loro non devono mostrare ai maschi sono i capelli. Quindi, spiegando questo mio libro cristiano, veneto, di questa campagna veneta nella quale siamo, io avevo davanti a me questa marea di teste femminili, ma non i loro capelli. I loro capelli erano nascosti. Lo hanno capito però, lo hanno apprezzato. Considero l'altare, forse è questo il titolo che lascerò a quest'opera prima di morire, l'altare semplicemente. Considero l'altare rappresentativo della civiltà contadina delle campagne, del suo misticismo. E credo che chi legge l'altare capisca che cos'era al fondo, nel suo nucleo centrale mistico, questa civiltà. I miei libri non valgono qualcosa perché hanno vinto qualche premio, i premi sono un accidente nella vita dei libri. Le traduzioni sono importanti, la durata è importante, le edizioni dopo i primi 7-8 anni dall'uscita di un libro, quelle sono importanti. Perciò dico sempre, se scrivi, non scrivi per tua moglie, per i tuoi figli, per i tuoi fratelli, neanche per i tuoi contemporanei. Scrivi per quelli che verranno, per coloro che incontrerai in altri popoli, in altre civiltà, in altre culture. Se scrivi perché il libro duri 10 anni, 15 anni, non vale la pena. Tanto scrivere è faticoso, non è vitale, non è gioioso, non dà tanti soldi. Che senso ha se poi non dura?